Vai Francesca, preparaci Pepe Play. Subito, grazie nonna Giannola. Nonno Benito, mi dai la Marolino quintessenza? Grazie nonno. Grazie zia Antonella. Grazie mille zia Elisabetta. E grazie mamma Cristina. E adesso siamo pronti a shakerare. Shakerare. Sempre con tanto entusiasmo. Sì, brava. Cocktail. Profumo meraviglioso. Si sente tutto l'amaro. Oh, la quintessenza, bravo Benito. Margherita, sei pronta ad assaggiarlo? Certo. Mica solo lei, Vuoi se per Margherita, dopo lo facciamo anche per tutti gli altri. Grazie. Evviva! Sì, anche lì. Che siate già stati in Friuli Venezia Giulia o che dobbiate ancora venirci a trovare, ascoltate i consigli dei nostri VIP Ambassador. Oggi non ci sarà un solo VIP con me, ma un'intera famiglia, i Nonino, distillatori dal 1897 e nel 2019 vincitori del premio come miglior distilleria del mondo. Stessa domanda per ognuna di voi. Qual è il vostro luogo del cuore in Friuli Venezia Giulia? Per me il posto dell'amore, cioè in cui è iniziata la storia bellissima con mio marito, è Grado, la laguna, il tramonto e il primo bacio romantico bellissimo, ancora oggi mi scalda il cuore. Per me il posto del cuore è casa nostra e soprattutto la vista che si può apprezzare dalla bassa friulana quando in giornate di sole e di cielo limpido si possono vedere le Alpi Carniche che fanno da corona alla pianura e magari anche imbiancate dalla neve. Il mio posto del cuore è la stazione di Chiusaforte, esclusa. Ogni volta che ci ritorno è una grande emozione. Era il paese di Pierluigi Cappello. Per me il posto del cuore è il posto che per me vuol dire casa, che sono le colline di Moruzzo. Il mio posto del cuore, porca miseria, ne ho due. Il boschetto dove, diciottenne, ho dato il primo bacio della mia vita e l'ho dato a Benito, un'estasi. Poi ora, quando sono in giro per il mondo non vedo l'ora di tornare dove? In distilleria, i profumi, il fumo, una cosa, un'emozione. L'atmosfera che si respira in distilleria credo che per tutte noi sorelle sia un po' come la Madeleine per Proust, perché fa parte della nostra vita. Si respira un'atmosfera che ti fa capire a chi appartieni, a queste radici così profonde che in Friuli sono proprio caratterizzanti del territorio ma anche delle persone. È una terra tutta da scoprire, meravigliosa, e penso che chiunque venga ne resta innamorato, non lo lascia più dopo. Allora io proporrei un bel brindisi ai vostri romanticissimi luoghi del cuore e al Friuli Venezia Giulia. Assolutamente! Giannola, voi siete stati dei grandi innovatori ma nello stesso tempo molto legati al territorio, tant'è che fate parte della strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Ci racconti la rivoluzione che avete fatto e le sue tappe nel mondo della distilleria? L'idea vincente, pensa, è venuta quando improvvisamente abbiamo pensato di distillare veramente le vinacce separate di un singolo vitigno. Quale poteva essere? Il re del mondo, il Piccolì. Abbiamo fatto la distillazione, non potrò mai dimenticare, il 1° dicembre del 73 e io ho raccolto le gocce e in quelle gocce ho sentito gli stessi profumi e sapori del vitigno di origine e mi sono messa a urlare con le bambine che stavano accanto: Benito, ce l'abbiamo fatta! Il vantaggio che ho io, e speriamo di averlo trasmesso alle nostre figlie, fare un lavoro che ci piace, di cui ne siamo innamorati, per cui è anche il nostro hobby e qualsiasi sacrificio non ti pesa. Non mollare mai, pronti a combattere finché saremo su questa terra. Ce la faremo tutti assieme, vogliamoci bene, porca miseria, e rispettiamo la natura.